Circa Conegliano, che atleta in grado di spaziare con la massima indifferenza dai 400 ai 400 ostacoli ai 800 e ai 1500, 4,34 e 60 di personale. Poi Katia Solaroli, centro-nord, 4,50-66, Atletica Faenza, la sua società. Rebecca Lonedo dell'Atletica Vicentina, gareggia per il nord-est, 4,42-35 in questa stagione. Poi Khadija Attar della Bentegodi, portatasi quest'anno a 4,47-55. Chiara Ferdani, già ricordata in precedenza, campionessa italiana di categoria della Spect Duferco Carispezia, accreditata di 4,23-39. Federica Masini, Italia Centrale, Stamura Ancona, 4,57-91 l'accredito. E poi Sofia Giobelli, nord-est, gareggia per la Bentegodi Verona, accreditata di 4,37-91. Sono pronte? No, non è ancora pronta sono ancora pronti i giudici per far partire le atlete. Siamo in leggero ritardo rispetto al programma preventivato. Chiara Ferdani è la campionessa italiana, poi la premiazione dei 3000 stempi donne invitiamo Giada Scaldaburno, Sofia Casagrande e Suaila Sa. Non ci sono altre atlete che si sono distinte. Ecco, partita la gara con un avvio anche piuttosto deciso. Vediamo Ferdani. Della Liguria al comando, ma ora si è portata Sofia Giobelli a fare l'andatura davanti a Chiara Ferdani e poi Irene Vian. Queste le prime tre concorrenti. Poi Rebecca Lonedo alle spalle di Irene Vian, nell'ordine gruppo allungato con Sofia Giobelli a fare l'andatura davanti a Chiara Ferdani. Passaggio ai 300 metri in 56, leggermente, ora è calata l'andatura chiaramente, tant'è che il gruppo si sta ricompattando e passaggio ai 400 metri in 1,15,78, non esaltante l'andatura. Qui si corre per i punti, chiaramente non è difficile in questa fase della stagione pensare di ottenere grandi risultati cronometrici. Passaggio ai primi 500, siamo a un terzo di gara, gruppo che è sempre Sofia Giobelli che sta dettando il ritmo che si va affievolendo via via che si va avanti. Prenderà vigore sicuramente nell'ultimo giro. Gruppo compatto. Sempre Giobelli al comando, spalleggiata dalla protagonista della Liguria, Chiara Ferdani. È proprio Chiara Ferdani della Liguria che vanta il miglior tempo di accredito con 4,23,39. Sempre più compatto il gruppo, ma l'andatura è sempre più rallentata, con Sofia Giobelli a fare sempre l'andatura. Vediamo quanto passeranno ai 2,37 al passaggio agli 800, quindi 1,22 in questo giro. Decisamente lenta l'andatura. E allora andiamo con la premiazione. Chiara Ferdani che sta affiancando in questo momento Sofia Giobelli. In una gara di questo tipo potrebbe anche uscire un atleta del tipo Vian, del tipo Irene Vian. Allora nell'ordine abbiamo
Giobelli, Ferdani, Irene Vian e Rebecca Lonedo. C'è anche Khadija Attar alle spalle di Rebecca Lonedo. Passaggio al primo al chilometro in 3:14 circa. Ora è leggermente aumentata l'andatura. Giudice responsabile della giornata di oggi, delegato tecnico, termine esatto. Suonerà la campana tra poco con le atlete ancora lì a giocarsi la vittoria, e dicevo, in un arrivo di questo tipo potrebbe anche dire la sua una atleta come Irene Vian, che è sempre molto dura a morire, si stava per dire, usando una terminologia che si usa molto spesso nell'atletica. Passaggio ai 1200 metri in 3:54, quindi 1:17 questo giro. Eccola Chiara Ferdani, Irene Vian, che come ricordavo è una cliente interessante per Chiara Ferdani. Ricordo che Irene Vian è stata medaglia d'argento negli 800 ai campionati italiani, e vediamo che sta insidiando da vicino la supremazia di Chiara Ferdani, che è alla lunga la più qualificata fra le atlete in gara. Sembra poter allungare di qualche metro Chiara Ferdani, ma attenzione perché Irene Vian non è atleta da mollare fino all'ultimo metro. Ferdani, Vian, e come da pronostico va a vincere Chiara Ferdani, spectacle factor della Liguria davanti a Irene Vian. Ottima Irene Vian, molto bene anche la portacolori della Bentegò di Verona che gareggia per il nord-est, Sofia Giobelli, che a lungo ha tenuto alto il ritmo della gara. 4:41,36 non era, come dicevo prima, per il tempo che si correva questa gara, ma per i punti e per la sua Liguria Chiara Ferdani ha conquistato il massimo dei punti. Molto bene anche il comportamento di Irene Vian, che è stata portata in carrozza in un ritmo che è congeniale a lei, per poter arrivare ad un finale molto veloce. E quindi vittoria di Chiara Ferdani davanti ad Irene Vian e Sofia Giobelli. Questi nell'ordine dei concorrenti, tutte fanno parte della rappresentativa, quindi poi verranno anche premiate. E intanto si stanno preparando i concorrenti della serie unica dei 1500 metri maschili, che partirà tra pochissimo e che andrà a concludere questa prima giornata di gare. Facendo un bilancio di questa prima giornata di gare, diciamo che forse il miglior risultato è quello del giavellotto di Jordan Zinelli, che con 63,88 ha ottenuto il primato personale proprio in questa gara. Non è stato premiato perché non faceva parte delle rappresentative, ma c'è un bel risultato. C'è anche Ross, il campione italiano Ross, che ha ottenuto anche lui una buona prestazione, e però è stato superato da Jordan Zinelli, che sembra aver superato i problemi fisici che l'avevano attanagliato in questa stagione e che gli hanno impedito di ottenere risultati adeguati alle sue capacità. Altri risultati interessanti, diciamo che è stato molto interessante vedere la staffetta 4% con l'arrivo di una frazione travolgente di Giulia Cagliari del nord-est, che è andata a riprendere, a riacciuffare la formazione del centro-nord, che era nettamente al comando, per andare a conquistare la vittoria. Quindi è stata una delle cose più belle viste in questa giornata di gare, la vittoria di Eleonora Vandi nei 400 piani. Ricordiamo il nord-est Italia rappresentato da Friuli, Venezia Giulia, Trentino Quadri e Veneto, il centro-nord con Toscana e Emilia. Tanto si stanno allineando sulle linee di partenza Matteo Pacenza della Italia Centrale, Campidoglio Palatino, personale di 4 minuti, Lorenzo Lamazzi del centro-nord, Fratellanza 1874, 4:00:35, Jacopo Carretta, Italia del Sud, Adenex Privia Molfetta, 4:05 e 41, Matteo Spanu, che rispetto del cognome non è sardo, forse lo è di origine, ma
gareggia per il nord-est, Atletica Malignani Libertà Sud nella sua origine 3,56,50. Francesco Dorizzi Junior a Italia Nord-Est, Val di None Sole 3,56,96. Poi Roberto Nicolai della Liguria 4,06,94. Marco Scantamburlo del Centro-Nord Virtus Lucca e Riccardo Usai, più volte vista nelle gare giovanili, che gareggia per la Sardegna ed è l'atleta che sta in questo momento guidando la gara. Una gara che è partita ad un ritmo molto lento. Si avvicina al passaggio di 300 metri, sì, ritmo sicuramente lento questo dei... Ai primi 300 passano in 54 secondi gli atleti, si stacca leggermente Riccardo Usai della Sardegna che prova a dare l'attacco. Allunga in questa fase Riccardo Usai e dà uno scrollone, una scrollata al gruppo. Riccardo Usai, poi i due atleti del centro-nord, Lorenzo Lamazzi e Marco Scantamburlo ad inseguire, ma ora si è ricompattato il gruppo dopo la sfuriata di Riccardo Usai e passano intorno all'1,41 ai 600 metri, un'andatura che comunque rimane lenta. Due giri al termine ed è sempre Riccardo Usai, Sardegna. Riccardo Usai, Amsicora, Cagliari, atleta di San Sperate, una località vicina a Cagliari, località dei Murales, bellissima cittadina con dei splendidi murales. Ora è Scantamburlo che si porta al comando e ha dato un po' di risveglio al gruppo. C'è anche Nicolai della Liguria, Roberto Nicolai in seconda posizione, poi Riccardo Usai, poi con il numero 3 c'è Lorenzo Lamazzi, Scantamburlo che passa per primo sul traguardo per andare ad iniziare l'ultimo giro, tallonato da Roberto Nicolai. È diventato molto più intenso il ritmo e Marco Scantamburlo della Virtus Lucca, l'atleta più quotato, a 3,50 di personale, passa ai 1200 metri in 3,18,86. Ora Scantamburlo sta mettendo in evidenza doti straordinarie di finisher e comunque una condizione nettamente superiore a tutti gli altri concorrenti. Si sta facendo vedere anche Matteo Spanu della Nord-Est. Francesco Dorizzi. Ed eccolo Scantamburlo che va a precedere Matteo Spanu in seconda posizione e vince Scantamburlo con il tempo di 4:00 e 0:1 e con questo arrivo la nostra diretta si conclude. Abbiamo visto la vittoria di Marco Scantamburlo dell'Italia Centro-Nord, quindi ha portato ancora molti punti all'Italia Centro-Nord e con questo arrivo, dicevo, si conclude la nostra diretta sulla diretta streaming che potrete anche vedere poi. Andiamo intanto al centro del campo, vediamo un poco, andremo ad inquadrarli
primi tre dei 3000 siepi uomini. Abbiamo il terzo posto, Omar Stefani del centro-nord, 9,37 e 18. Secondo, Marco Bagaggini Proietti, 9,31 e 38 per lui, e la vittoria in questa gara è andata al nord-est con Elia Bugato del Trieste Atletica, 9,31 e 09. 9,31 e 09, vittoria quindi di Elia Bugatto, e con questa immagine del podio, della gara dei 3000 siepi, da Beppi Zuin il saluto e il più cordiale buona serata, e l'appuntamento è per domani alle ore 9:45 inizio delle gare, quindi più o meno verso le 9:40 inizio della trasmissione streaming, e quindi l'appuntamento è per domani. Arrivederci a domani e buona serata a tutti, grazie per l'attenzione.